di quanto ci dirà il consorzio Ferruccio Tommaseo, dalla riforma del diritto di famiglia al disegno di legge sulle convivenze e le unioni civili, verso il riconoscimento legislativo di nuovi modelli familiari. Grazie. Grazie Presidente. Io intanto ringrazio l'Istituto e la Presidenza per aver accolto questa mia proposta di inserire nei lavori dell'Istituto la trattazione di un tema che è di grande rilevanza giuridica e di crescente attualità. Devo dire anche che quest'anno si celebrano i 40 anni della riforma del diritto di famiglia che risale al 1975. Ora, il diritto di famiglia trova la fonte principale nel codice civile, ma bisogna ricordare come il testo originario del codice civile, in particolare il primo libro del codice che tratta la disciplina del diritto di famiglia, è entrato in vigore, questo primo libro, non nel 42 come tutto il codice civile, ma addirittura il 1° luglio del 1939. Quindi riflette un assetto dei rapporti familiari che indubbiamente già negli anni 40 poteva considerarsi superato. Ora, parlare della famiglia significa parlare di un tema con grandissima rilevanza e importanza sotto il profilo giuridico, ma anche di un tema che entra nell'esperienza quotidiana di noi tutti. Tutti noi abbiamo una vita familiare in cui sono incardinati rapporti che, almeno nel loro svolgimento fisiologico, sono regolati, almeno così lo sentiamo, principalmente dall'etica e dal costume. Non ci comportiamo quotidianamente guardando le norme del codice civile. Sappiamo come vivere una vita familiare ordinata. Giustamente diceva Jemolo, non ricordo per i giuristi la famosa storia dell'isola, lascio da parte quella citazione. Jemolo diceva: la vita familiare sana ignora il diritto. E soltanto quando soffia il vento freddo del disinganno o della discordia che esistono norme giuridiche anche in questo campo. E mi piace anche ricordare Alberto Trabucchi. Alberto Trabucchi scriveva: nei rapporti familiari il diritto dovrebbe entrare il meno possibile, ma vi deve entrare, continuava Trabucchi, tutto il diritto che è necessario. Ed è questo il nostro grosso problema, cioè misurare quale sia il criterio per stabilire l'intensità dell'intervento legislativo nei rapporti del diritto di famiglia. Non c'è dubbio che in questi ultimi decenni, a partire dagli anni 40, il modello tradizionale della famiglia ha subito una enorme evoluzione. Un'evoluzione così significativa da costringere il legislatore, e dico nel 1975, a tener conto, finalmente, di quanto diceva la nostra Costituzione. Ora, la Costituzione intanto enunciava il principio dell'eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, un'eguaglianza che il originario del codice civile ignorava completamente. Pensiamo come la struttura originaria della disciplina del diritto di famiglia prevedeva una gerarchia nell'ambito dei rapporti endofamiliari, la potestà maritale, la patria potestà, quindi una struttura gerarchica che collideva con il principio di eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi che è stato sancito dall'articolo 29 della Costituzione. Ora, è chiaro che a tavolino dai costituenti, già allora recepiva qualcosa che si cominciava a sentire in modo forte nella comunità. Ecco che molti decenni debbono passare dal 1939 e dall'entrata in vigore della Costituzione affinché
il diritto di famiglia venga adeguato a quanto ci dice la Costituzione, ai principi costituzionali di uguaglianza. Viene soppressa la potestà maritale, la patria potestà viene regolata in un modo diverso. Insomma, vi sono, diciamo, degli sviluppi sul piano normativo che tengono conto dell'evolversi della realtà sociale, ma non basta, perché la realtà sociale è in continua evoluzione e ci troviamo di fronte ad una evoluzione che si caratterizza per tanti fatti. Il primo, direi, che va sottolineato, la crisi in cui entra quello che la Costituzione ravvisa eminente nei rapporti familiari, cioè la famiglia legittima, il primato della famiglia legittima. Oggi vediamo che se da un lato l'articolo 29 continua a dire la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, avrò modo di tornare più avanti su questa norma, oggi non si esclude affatto che riconoscimento e tutela giuridica possano o addirittura debbono avere anche relazioni familiari che non hanno il loro titolo nel matrimonio. In base a quale considerazione? Non è soltanto una, diciamo, raccogliere direi regolare fatti che si impongono all'attenzione di tutti, ma è anche significa anche guardare una norma costituzionale che oggi viene molto valorizzata anche sotto profili diversi. E vedremo il richiamo a questa norma a proposito del riconoscimento giuridico che stanno per avere da un lato le convivenze di fatto, dall'altro anche le convivenze omosessuali. Mi riferisco all'articolo 2 della Costituzione che affida alla Repubblica il compito di garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia come membro delle formazioni sociali. Questo dice la Costituzione, formazioni sociali in cui ovviamente si svolge la sua personalità. Ora, direi che l'ordinamento ha già dato molto forte rilevanza, sia pure in modo indiretto, alla famiglia di fatto. Mi riferisco alle nuove regole del 2002 e del 2003 a proposito della riforma della filiazione. La condizione giuridica dei figli oggi non è più possibile distinguerla a seconda che siano figli nati da coniugi o figli nati da una relazione o da una famiglia di fatto o comunque anche da una relazione di fatto, perché il codice civile, come modificato da queste norme, recita oggi tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. E quindi se noi guardiamo anche alla famiglia di fatto sotto il profilo dei rapporti di filiazione che si incardinano nella famiglia di fatto, dobbiamo riconoscere che la famiglia di fatto in cui ci siano dei figli è una famiglia riconosciuta dal diritto. Non possiamo dire famiglia legittima, anche se questa espressione oggi è messa al bando, ma scusatemi, è per chiarire il mio pensiero. Famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio, famiglia di fatto è quella che evidentemente non trova questo fondamento. Però, se nascono dei figli, le relazioni familiari, il rapporto di filiazione dà anche alla famiglia di fatto una rilevanza molto importante. Ora, direi che un altro aspetto di questa evoluzione legislativa che, diciamo, segna un vulnus ai valori tradizionali della famiglia legittima è quello di disconoscere o almeno di dare un valore estremamente ridotto al principio dell'unità familiare. Il principio dell'unità familiare, della famiglia legittima, si intende, era uno dei principi su cui era costruita la disciplina originaria del diritto di famiglia.
Pensiamo all'indissolubilità del matrimonio. Pensiamo al fatto che la separazione tra i coniugi o era consensuale oppure poteva avvenire soltanto in presenza di fatti gravi, minacce, adulterio della moglie. Per quello del marito era regolato in modo diverso, come qualcuno, i colleghi giuristi ricordano certamente. Ora, quindi questa abolizione di queste regole, la separazione giudiziale non è più legata alla colpa del coniuge, l'indissolubilità del matrimonio è un lontano ricordo, e quindi non soltanto il principio dell'unità familiare viene messo in discussione e in crisi da questa evoluzione normativa, ma anche dalle più recenti regole, perché almeno finora la separazione e il divorzio erano possibili in sede giudiziale. Prima Giorgio Chan parlava di giurisdizionalizzazione come un termine diciamo alla page, ma orribile da pronunciarsi, ma peggio ancora parlare di degiurisdizionalizzazione, come fa ufficialmente il legislatore intitolando così una recente legge. A cosa mi riferisco? Mi riferisco alla possibilità che i coniugi hanno, ove d'accordo, non di separazione consensuale o del divorzio su domanda congiunta, che sono sempre vie giurisdizionali, ma di andare dal sindaco, il quale, così come può celebrare il matrimonio, così celebra, fra virgolette, anche la separazione e il divorzio, senza, senza che la legge si preoccupi di valutare se è il caso o no di controllare qual è il contenuto degli accordi che i coniugi hanno raggiunto. Questa celebrazione da parte del sindaco è possibile soltanto per le coppie che non hanno figli minori. Oppure c'è un'altra via, quella della separazione o del divorzio raggiunta con lo strumento della cosiddetta negoziazione assistita. Assistita da chi? Da un giudice? No, dagli avvocati. Un avvocato per parte e si trovano degli accordi che possono portare alla separazione, al divorzio, se vi sono naturalmente il consenso dei coniugi. Ora, qui il legislatore all'ultimo momento è intervenuto dicendo che forse un certo controllo della pubblica autorità va bene e si parla di un controllo fortero. In presenza di figli questo controllo può essere anche nel merito delle clausole dell'accordo che riguardino esclusivamente i figli. Ora, direi che in sostanza queste norme hanno distrutto il principio e il valore dell'unità familiare, perché basta il consenso dei coniugi e tutto, e il matrimonio o si entra in crisi formalmente con una separazione oppure con il suo scioglimento, anche senza passare neppure davanti al magistrato. Ora, ovviamente il tempo non mi consente di soffermarmi ulteriormente su questo punto. Vorrei dire una cosa soltanto, che se è vero, cosa importante peraltro su cui riflettere, se è vero che i rapporti endofamiliari tra i coniugi hanno perso quella rilevanza, non sono più un valore nel quale il legislatore crede realmente, bisogna dire che le nuove norme, le riforme del diritto di famiglia, in particolare la riforma della filiazione del 2012 e del 2013, hanno accentuato l'attenzione del legislatore sui rapporti di filiazione. Qui la dimensione che possiamo dire pubblicistica del diritto di famiglia è rimasta, anzi si è sensibilmente e significativamente rafforzata. Qui 24 dice: in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Si parlava di interesse superiore della famiglia. Oggi non è più attuale, utilizzare
questa terminologia per dare una valutazione d'insieme agli interessi che il legislatore disciplina nell'ambito familiare. Qualcuno ha osservato, in dottrina, che il diritto di famiglia è ormai in funzione dell'interesse dei minori, che è divenuto, simpatica questa espressione, paidocentrico, cioè ha come principale obiettivo la tutela, la protezione dell'interesse superiore dei minori. Ma per quanto riguarda invece i rapporti della coppia, ora la coppia i cui rapporti sono legittimati dal matrimonio, esiste una norma costituzionale che li protegge o dovrebbe proteggerli. Ma per quanto riguarda i rapporti tra i conviventi di fatto, bene, qui, a prescindere dalla presenza di figli naturalmente, ebbene, qui il legislatore finora è stato, direi, non so se dirlo disprudente, io direi più disattento che prudente. Qualche volta, per opera di norme di leggi speciali o della giurisprudenza della Corte Costituzionale o anche del diritto vivente creato dalla giurisprudenza della Cassazione, anche le relazioni di coppia acquistano rilevanza. Basti pensare alla tematica della scelta degli amministratori di sostegno, agli ordini di protezione in casi di abusi familiari, anche il convivente viene protetto. E la Corte Costituzionale ha attribuito al convivente il diritto di successione nei rapporti di locazione e così via. Non posso soffermarmi oltre su questo punto. È interessante anche che la giurisprudenza, non soltanto quando si tratta di minori in difficoltà nelle relazioni con la loro famiglia, non ancora in stato d'abbandono, però pericolanti, possiamo usare questa arcaica espressione, familiare previsto dalla legge sull'adozione, che non è un affidamento che esclude la responsabilità genitoriale. Oggi si usa questa espressione, non più quella di patria potestà, o di potestà parentale più esattamente. Ebbene, la giurisprudenza dice che anche una famiglia di fatto può essere affidataria, addirittura anche ad un convivente quindi more uxorio, può adottare il figlio del partner. Ora, questo è stato detto anche a proposito dell'applicazione di questa norma dal Tribunale dei minorenni di Roma e lo estende anche al convivente omosessuale. Una recentissima giurisprudenza applicando una norma, non posso qui soffermarmi sui dubbi che suscita l'applicazione di questa regola anziché quella di un'altra che poi esamineremo. I rapporti di convivenza quindi sono stati presi in considerazione, ma finora soltanto per le convivenze eterosessuali, cioè tra persone di diverso sesso. E che dire invece delle convivenze omosessuali? Ora, qui la tendenza è innegabile, una forte pressione da una parte dell'opinione pubblica, ma vi sono anche contrasti molto vivaci in dottrina e a livello politico, tende ad estendere queste regole che si applicano alle convivenze more uxorio eterosessuali anche alle coppie omosessuali. Ma chiediamoci innanzitutto se si possa addirittura nell'attuale sistema costituzionale e se è compatibile con l'attuale sistema costituzionale legittimare i rapporti omosessuali dando ingresso al matrimonio, cioè consentendo loro di celebrare un matrimonio. Arriveremo alla fine su questo tema. Mi limito a fare una prima osservazione. Per quanto riguarda le convivenze, non vi sono motivi fondati sul diritto obiettivo
per discriminare le convivenze omosessuali rispetto a quelle eterosessuali. In entrambi i casi si tratta di prendere atto di una situazione di fatto, caratterizzata da uno stabile rapporto affettivo, una situazione che può essere contemplata dal legislatore per darvi rilevanza in ambiti particolari, in specifici contesti. Ora, questa indicazione può trovare conforto o sostegno in quanto dispone la Carta, ancora una volta mi richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per restare un documento recente, l'articolo 21 vieta ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'articolo 3 della nostra condizione riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale senza distinzione di condizioni personali e sociali. Ed è in questa direzione che si sta muovendo il nostro legislatore. Già da tempo al Senato, adesso in aula, un disegno di legge che offre una sia pur limitata tutela a tutte le convivenze more uxorio, cioè dà una limitata rilevanza giuridica a queste convivenze di fatto, sia eterosessuali che omosessuali, una tutela che può essere eventualmente rafforzata ed integrata utilizzando un nuovo tipo contrattuale, finora inedito del catalogo dei contratti tipici. Si parla di contratto di convivenza. Il disegno di legge afferma di dare tutela soltanto alle convivenze stabili tra persone maggiorenni. Attenzione, mi riferisco al disegno di legge presentato nell'ottobre scorso, che tutti gli altri disegni di legge presentati in precedenza sono stati accantonati. È questo il testo su cui oggi si esercita il confronto in sede parlamentare. Ora, convivenze, nessun criterio ci dà questo disegno di legge per valutare questa stabilità. Ancora, molto importante, questo è un punto fondamentale, la tutela è data solo alle convivenze che non violino diritti familiari altrui, cioè tra persone che hanno libertà di Stato. Questo è un punto molto importante, ovviamente, da chiarire. Cioè una convivenza adulterina evidentemente non trova tutela in questo disegno di legge. Ora, se guardiamo alla disciplina di questa disciplina legislativa prevista delle convivenze di fatto, non possiamo dire che ci siano delle grandi novità. È, come si usa dire, una disciplina legislativa che consolida orientamenti giurisprudenziali, indicazioni ovviamente vincolanti della Corte Costituzionale e singole norme sparse in leggi speciali. Direi che la novità è nel riconoscere ai conviventi il diritto di reciproca assistenza di malattia e, se finisce la convivenza, questo è molto interessante, nell'attribuire al convivente a cui non sia addebitabile la cessazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo però non superiore alla durata della convivenza. Vengono quindi qui espressamente richiamate, sia pure con le opportune modifiche, regole che già conosciamo dettate in materia di separazione giudiziale. Ma c'è di più. Dicevo prima che questa tutela potrà essere la stipulazione di un contratto di convivenza. Un contratto che ha forma solenne, come diciamo noi, cioè atto pubblico, scrittura privata autenticata. E qual è l'oggetto? Non certo quello di rafforzare l'unione affettiva, ovviamente. L'oggetto è la patrimonialità, anche qui si tratta di disciplinare i rapporti patrimoniali tra i componenti, tra i conviventi. Ora, è interessante anche notare che i conviventi potranno applicare a se stessi il regime della comunione dei beni, che è un regime legale nel rapporto coniugale e quindi qui diventa regime che a titolo contrattuale nell'ambito di un rapporto
di fatto tra conviventi. Vediamo adesso cosa, vediamo di toccare con attenzione gli argomenti più delicati che ci pone questo disegno di legge e che affiorano anche nel dibattito politico, ad ogni livello, ogni giorno anche aprendo un qualsiasi quotidiano. Cominciamo intanto a vedere se è possibile, senza un'apposita norma di legge ordinaria, ammettere al matrimonio le coppie omosessuali. Ora, oppure riconoscere, dare rilevanza nel nostro ordinamento a matrimoni tra omosessuali celebrati all'estero. Ora, la nostra Costituzione, nel fare riferimento alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, consente il matrimonio soltanto fra un uomo e una donna, regola che emerge e oltre che da una tradizione plurimillenaria, da varie norme del Codice Civile che parlano espressamente di marito e moglie. L'accesso al matrimonio di coppie omosessuali presuppone, a mio avviso, una modifica della Costituzione. Infatti è puerile, come qualcuno ha detto, a mio avviso è un ragionamento che fa sorridere, se non peggio. Dico, la Costituzione parla di coniugi, non specifica se sono necessariamente di sesso diverso. E quindi coniugi può entrare in questa denominazione anche la coppia omosessuale. Ma ragionando in questo modo, la Costituzione neanche ci dice che il matrimonio deve avvenire tra due coniugi. E allora possiamo dire che la Costituzione non limita neanche l'accesso a eventuali matrimoni, poligamici o poliandrici. E qualcuno sarebbe tentato di aprire l'Antico Testamento, il libro dei Re, e aveva 700 mogli e 300 concubine. Beh, le concubine non c'entrano, ma le mogli sì. Ora, è chiaro che si tratta di deduzioni improponibili, perché anche le norme costituzionali vanno lette, come ci dice l'articolo 12 delle preleggi, con un principio generale. Bisogna dare alle parole nessun altro senso se non quello fatto palese dal loro significato proprio. E quindi parlare di coniugi nell'ottica della Costituzione, nel significato che la Costituzione poteva aver accolto, evidentemente parlare di un uomo e di una donna. Ora, per restare nell'ottica della nostra Costituzione, non c'è dubbio che anche le unioni omosessuali possono essere ricomprese tra quelle formazioni sociali a cui fa riferimento il citato articolo 2 della Costituzione, in cui la persona svolge la propria personalità. E quindi il legislatore deve loro dare riconoscimento e disciplina, come auspicato dalla nostra Corte Costituzionale, nel sentenza numero 170, che ci dice io non posso fare niente, è il legislatore che deve fare, però deve farlo. E ancor più, direi, vincolante è l'indicazione che ci proviene da una recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la Corte di Strasburgo, del 21 luglio scorso, che ha condannato lo Stato italiano per aver violato con la propria inerzia a danno delle coppie omosessuali la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, laddove esige sia data tutela al diritto di ciascuno alla propria vita privata e familiare. In sostanza lo Stato italiano è stato condannato a versare 4.000 euro ai due, alla coppia omosessuale che si lamentava di questo. Sono abbastanza rapido, non voglio trattenere troppo i miei ascoltatori. Ora, diciamo, il diritto delle convenzioni internazionali e la nostra stessa Costituzione esige che il legislatore ordinario riconosca questi modelli familiari, proprio perché si parla di formazioni sociali. Non a caso, il testo del disegno di legge, quando fa riferimento alle unioni civili,
dice espressamente, cioè queste unioni formalizzate tra omosessuali, dice si tratta di una specifica formazione sociale. Quindi la formula del disegno di legge richiama in modo specifico la norma dell'articolo 2 della Costituzione. Ora, bisogna subito dire, se guardiamo questo disegno di legge, che il testo ora all'esame del Senato sia pure con qualche velatura ad una totale equiparazione tra la disciplina giuridica delle unioni civili e la disciplina giuridica del matrimonio. Ho detto con qualche velatura, non a caso. Infatti un disegno di legge accantonato, ma che era in discussione in gennaio, sempre al Senato, diceva chiaramente: ad ogni effetto all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio. Questa formula così, diciamo, risolutiva, di una certa scelta, poteva più di tenersi inequivoca, non è stata ripetuta. Oggi solo un esperto può capire che in realtà questa formula c'è ancora, anche se travisata, perché c'è tutta una serie di rinvii a norme che riguardano il matrimonio. Quindi bisogna andare a vedere nel codice civile quali sono questi articoli del codice civile, però il comune lettore della Gazzetta Ufficiale, ammesso che esista, non ha la percezione immediata di questa totale unificazione tra i due istituti. C'è di più. La legge dice a un certo punto che questo vale, dice, oltre a fare questi rinvii alle norme del codice civile, dice comunque che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, non parla del codice civile, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione tra persone dello stesso sesso. Mi limito a dire che, ad esempio, da un certo punto di vista alcune formalità del matrimonio sono abolite. Le formalità preparatorie, per esempio, le pubblicazioni non sono previste, la forma della celebrazione del matrimonio, di queste unioni civili, diciamo anche questa è semplificata, e ancora molto importante invece è il profilo ereditario. Sul profilo successorio, la parte superstite dell'unione civile è equiparata al coniuge erede legittimo come legittimario. Ora, ancora, la crisi dei loro rapporti trova soluzione nell'applicazione delle norme sulla separazione e nelle norme sul divorzio, anche ovviamente nelle forme degiurisdizionalizzate a cui prima facevo riferimento. Ora, dico soltanto, e ho quasi finito, che l'unione civile è definita come formazione sociale e solo indirettamente il testo normativo in discussione del Senato considera tale unione una famiglia. Mi riferisco alla norma sull'indirizzo della vita familiare che è previsto espressamente, ma presenta questo nuovo testo significative differenze per quanto dispone per i coniugi l'articolo 144 del Codice Civile. Infatti si parla di residenza comune e non di residenza della famiglia. Si parla di esigenze di entrambi, ma non di esigenze preminenti della famiglia come invece nel matrimonio. Ma c'è un altro punto e con questo ho chiuso. È evidente che in un rapporto omosessuale non possono entrare in gioco tutte quelle norme del codice che intrecciano il rapporto coniugale con il rapporto di filiazione. Però, attenzione, nelle unioni civili la presenza di figli c'è e ci può essere, perché pensiamo ai figli di uno dei partner, di uno dei membri di questa coppia. Allora, qui la presenza di figli non può che essere quella eventuale di figli unilaterali affidati alla genitoriale
d'uno dei conviventi. Secondo le regole, si applicano qui le regole sulla filiazione. Evidentemente questo è un genitore, ha diritti e doveri, è un affidatario, può anche essere un collocatario o un affidatario. Comunque certamente entra in questo nucleo familiare. Figli adottivi, e questo è uno dei temi più delicati che non posso assolutamente affrontare in questa sede. Mi limito soltanto a dire questo. La legge, il disegno di legge, da un lato vieta, non riconosce, però vietare non è, diciamo, adeguata, non riconosce alle coppie omosessuali legate da un'unione civile, cioè il cui rapporto è formalizzato in unione civile, la capacità ad adottare minori in stato di abbandono, cioè l'adozione piena o legittimante. Quindi il legislatore qui fa presumere, si fonda sulla presunzione che è contrario all'interesse di un minore entrare in una famiglia omosessuale, se no questo divieto non si spiegherebbe minimamente. Invece la legge prevede un cambiamento significativo delle norme sull'adozione in casi particolari. Finora la legge, mi limito a ricordare questo caso che è l'unico che ci interessa, prevede che il coniuge può adottare il figlio dell'altro coniuge. Questo evidentemente senza, questo è un punto estremamente importante, senza che questo faccia cadere il rapporto di filiazione con il genitore rimasto estraneo, con l'altro genitore. Quindi la potestà, la responsabilità genitoriale, la potestà parentale viene comunque esercitata anche dal genitore rimasto al di fuori di questo rapporto. Qui il legislatore vorrebbe che il membro omosessuale di una coppia legittimata in unione civile possa adottare per questo strumento il figlio dell'altro membro della coppia. E su questo punto c'è uno scontro vivissimo in sede parlamentare e in sede politica. E di questo punto avrò modo di parlare. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver indicato, sia pure in modo molto sommario, qual è stata l'evoluzione dei rapporti familiari in questi decenni e quali sono le prospettive davanti alle quali il legislatore ci sta ponendo. Vi ringrazio.